Le locali del New Volley Vicenza Est in maglia azzurra, guidate da Andrea Gennari e Claudio Vivian, giocano con Giorgia Chiarello alzatrice, Chiara Battistini opposto, il capitano Serena Spagnolo e Anna Fanchin schiacciatrici, Laura Gaeta e Valeria Lunardi centrali, Alessandra Campagnolo libero. Le ospiti padovane del Galanti Intersport in divisa giallo-blu, allenate da Giuseppe Scalzotto, schierano Alice Limena alzatrice, Silvia Barbieri opposto, Giulia Scalzotto e Liliana Marchetto schiacciatrici, Valeria Ferraretto e Silvia Tosato centrali, Linda Magni libero. Inizio tutto in salita per le ospiti, la cui ricezione è messa in chiara difficoltà dal servizio della Fanchin. Le padovane non trovano il ritmo a partita, sbagliando troppo in attacco, mentre le azzurre di casa colpiscono dai lati con Battistini e Spagnolo, dal centro coi micidiali primi tempi della Gaeta, volando sul 9-2. Le locali mantengono il vantaggio fin sul 18-12, quando un prolungato blackout in attacco fa scattare la rimonta delle giallo-blu, che, spinte dall'opposto Barbieri, azzerano il gap sul 21 pari. Nella fase decisiva, però, le ospiti perdono lucidità in attacco, infilando 3 errori che proiettano le vicentine sul 24-21. La centrale Ferraretto annulla 2 palle set, ma Laura Gaeta va a segno dal centro, chiudendo il primo parziale sul 25-23 per il New Volley Vicenza Est. L'avvio della ripresa è segnato dall'equilibrio, anche se su entrambi i fronti i punti derivano per lo più da errori avversari che da azioni vincenti. Per le padovane si mette in luce Gloria Magnarello, già subentrata alla Marchetto nel corso del primo set. Le vicentine sfruttano il buon apporto in attacco della centrale Gaeta, mentre le bande l'opposto, dopo un inizio incoraggiante, appaiono in calo. L'alzatrice giallo-blu Nicole Gallo sostituisce Alice Limena. Le locali si portano avanti sul 14-11, grazie a 2 attacchi errati delle ospiti, ma 2 efficaci conclusioni di Magnarello e Scalzotto e un errore della Battistini ristabiliscono la parità. Si prosegue col punto a punto fino al 18 pari, quando le padovane fanno il break con 2 contrattacchi vincenti della Magnarello e un ace di Giulia Scalzotto, allungando sul 22-18. Fanchin e Gaeta riducono il passivo a -2 sul 22-20, ma il Galanti Intersport marca i punti decisivi con Ferraretto e Magnarello, vincendo il secondo set per 25-20. Nel New Volley Vicenza Est la centrale Silvia Favaron rileva Laura Gaeta. Il ritmo cresce, i sestetti danno fondo a tutte le energie producendo una pallavolo piacevole. Le vicentine conquistano il primo break allungando sul 6-3, complice un filotto di 3 attacchi errati delle ospiti. Coach Scalzotto fa entrare la banda Marchetto per Giulia Scalzotto. La reazione padovana non si fa attendere. Grazie a una difesa attenta e alle precise conclusioni della neoentrata Marchetto e della Magnarello, ben servite da Nicole Gallo, le giallo-blu agganciano le locali sul 10 pari. Il match entra nel vivo offrendo scambi combattuti con difese a oltranza da ambo le parti. Serena Spagnolo e Liliana Marchetto spingono i rispettivi attacchi, prolungando l'estenuante punto a punto. Giulia Scalzotto rientra per la Marchetto, mentre tra le vicentine la centrale Favaron lascia il posto alla Gaeta. Finale emozionante. L'ottima Magnarello colpisce più volte dai lati, replicando alla Battistini. Le azzurre di casa lottano fino in fondo e Serena Spagnolo mette giù il pallone del 23 pari, ma un attacco vincente di Silvia Barbieri e la successiva ricezione errata del libero Campagnolo danno la terza frazione alle padovane. Lo sfavorevole epilogo del terzo set lascia il segno nella testa delle vicentine, già penalizzate dalle defezioni per indisposizione di Giada Marcolongo e Silvia Spagnolo. La ripartenza delle ospiti è fulminea, staccando le azzurre sull'8-3 grazie alle potenti schiacciate di Scalzotto e Barbieri. Andrea Gennari fa rifiatare per alcuni scambi la generosa Serena Spagnolo, sostituendola con Ilaria Rigon, al rientro dopo 2 mesi di assenza per infortunio. Una serie di attacchi errati della Magnarello, rilevata prontamente da Liliana Marchetto, rimette in corsa il New Volley Vicenza Est sul 10-9, ma le locali si disuniscono non riuscendo a contrastare le bordate della Marchetto, che infila 4 attacchi vincenti consecutivi. La ricezione vicentina salta, il muro giallo-blu con Barbieri e Ferraretto ferma per 2 volte la Battistini, proiettando le ospiti sul 20-10. Coach Gennari rimescola le carte inserendo la centrale Favaron per la Gaeta e l'opposto Cappellari per la Battistini, ma è tutto inutile perché le azzurre continuano a sbagliare in attacco e la doppia della Chiarello consegna al Galanti Intersport l'ultimo punto del quarto set e la vittoria. La squadra ha reagito abbastanza bene, non dando comunque il 100% fino alla fine. Non mi è piaciuto un po' l'atteggiamento in generale, perché non so se era non eravamo né demotivate, forse abbiamo sentito un po' la stanchezza oppure queste troppe vacanze, questa sospensione del campionato,
Però dai, 3 punti sono arrivati lo stesso. Loro partono con il vantaggio di non aver niente da perdere e quindi giocano sempre al massimo. Noi non ci siamo neanche allenati benissimo questa settimana e neanche la settimana scorsa, abbiamo avuto qualche problema con quella palestra, ma siamo riusciti alla fine a portare a casa questi 3 punti. Ci siamo allenate molto durante le vacanze e preparate per questa partita e abbiamo appunto puntato sui centrali che hanno avuto ottima intesa e hanno giocato molto bene. Abbiamo attaccato molto, fatto un ottimo primo set, secondo e terzo set avremmo potuto far di meglio, il quarto abbiamo un po' mollato e questo è il nostro difetto purtroppo, ogni tanto ci viene la paura di attaccare ed è per questo che andiamo sotto. Comunque siamo ottimiste e pensiamo che con il nuovo anno possiamo fare da così a molto meglio. Ci mancano un po' di centimetri di sicuro a muro, però abbiamo avuto dei miglioramenti soprattutto in gioco veloce, la difesa è sempre stato il nostro punto forte, cerchiamo di migliorare in ricezione, nella costruzione di gioco e soprattutto nella rigiocata in modo tale da non prendere troppi filotti di palloni, in modo tale da andare a chiudere il set, perché anche questa sera comunque abbiamo perso per pochi punti i set e questo ovviamente ci fa capire che ci siamo, manca un po' di convinzione. Siamo cresciuti un po' in ricezione, stiamo pian piano recuperando anche gli infortuni, noi abbiamo ancora qualcuno fuori, però insomma sto vedendo dei segnali positivi nonostante una classifica che in questo momento a livello di punti sicuramente è brutta da vedere. Però non è facile nemmeno reagire, la squadra sta reagendo in maniera molto positiva e quindi sono sicuramente fiducioso per il proseguo della stagione.